venire nello stadio. Ok, a tra poco, prego. No, dopo una delusione del genere proprio 0-0, cioè nemmeno le palle davvero combineggiavano i tifosi, i gruppi organizzati, proprio non hanno messo niente in campo. Niente. Per la gente che è venuta qua a prendere l'acqua, cioè non lo so, non lo so nemmeno io, guarda, una cosa proprio indescrivibile. Un tiro in porta in un'intera partita. Proprio, a stento di Osimhen e poi dopo passa a te, passa a me, no, non è gioco questo, non è carattere, cioè una tifoseria del genere dovrebbero soltanto dare il massimo sempre, al di là dei risultati. È finita... Perlomeno quello. Sì. È finita la stagione del Napoli stasera? Da un po' che è finita sinceramente. Vai, ti ringrazio. Grazie. Un commento a caldo anche da voi? Questa partita? Niente. Dai, dacci una sensazione. No. Niente? Un vero schifo comunque. È tutto da riformare la squadra del Napoli, tutta. Quanto in percentuale si deve rifondare? 70%, 80%, 100%? Quanto? 100% proprio. De Laurentiis si deve muovere a cacciare soldi dalla tasca per fare la squadra per bene. È uno schifo. Grazie. Schifo, vergognosi, termini forti, ma termini che sportivamente parlando ci stanno, perché purtroppo stasera è arrivata un'altra mortificazione per quanto riguarda la stagione del Napoli e per quanto riguarda i colori azzurri e la squadra che ha lo scudetto sul petto, anche se ancora per poco, e quindi non possiamo che comprendere lo stato d'animo di questi tifosi che come possiamo commentare questa gara, questa stagione, questa annata, tutto. Io penso che dobbiamo darci una sveglia, la colpa è un po' di tutti, non bisogna dare la colpa solo ad una persona e per dare una scossa sembra banale, ma proviamo un po' a cambiare modulo, proviamo a mettere qualche giocatore nuovo, cioè rotto per rotto come si dice a Napoli, facciamo ogni possibile cosa, proviamo questo Dendonger, proviamo Nathan non terzino, proviamo a mettere la difesa a 3, proviamo a mettere 2 punte, proviamo a fare qualcosa, tanto sempre perdiamo. A questo punto sono appagati dallo scudetto dell'anno scorso, questa è la verità. Ma vedo appagato, scusate, anche l'allenatore, vedo appagato, cioè le idee. Tutto statico. Tutto statico, quindi cerchiamo di fare qualcosa di nuovo, creiamo qualcosa, come ha fatto, come sta facendo, perché io seguo il calcio, scusatemi, come sta facendo non solo De Rossi, anche Tudor con la Lazio, è andato, ha messo la difesa a 3, ha provato Lazzari su esterno alto, ha messo Castellanos a posto di Immobile, proviamo a mettere anche qualche big in banchina, proviamo a fare qualcosa, per carità, abbiate pazienza. Sì, e questo è il commento, anche se forse è troppo tardi, però va bene. Calcio Napoli 24 TV, grazie, la trovi, adesso siamo in diretta, poi troverai anche successivamente su YouTube. Sì, YouTube, grazie. Ragazzi, uno sfogo? Come possiamo commentare questa indecenza? Credo che sia veramente imbarazzante, come dice il mio amico Matteo, una prestazione imbarazzante, non un tiro in porta, sono ormai giornate che il Napoli non gioca. Ormai possiamo anche toglierci lo scudetto, ma potevamo togliercelo già da Natale. Vergogna per tutti i giocatori, prima Osimhen e tutti indietro. Via. La stagione del Napoli stasera è finita, manca ancora un po', ma è come se fosse conclusa, ammesso che c'era ancora, qualcuno dice non è proprio iniziata e questo anche... Non è iniziata. Dal ritiro non è iniziata, ci sono stati errori a monte, errori di programmazione, un De Laurentiis presuntuoso e ciuccio che non vuole fare il presidente della cosa che gli compete, quindi affidarsi a un direttore generale, un direttore sportivo, un allenatore che forse fa tutte le colpe Garcia non le aveva, infatti secondo me si è ingrassata Garcia con tutti questi risultati che stanno Quanto costano poi errori di questo tipo? Quanto abbiamo visto anche con Nathan stasera in campo, doveva essere il sostituto di Kim, gioca esterno, fa disastri, cambio dopo 45 minuti. Assolutamente. Ovviamente non è solo sua la colpa adesso, però è un giocatore che non è adatto a quel ruolo, e anche Calzona si è avventurato in un ennesimo esperimento andato male, è una stagione fatta di esperimenti, di cose fatte all'intrasatta, come si dice alla parte nostra.
La stagione è andata, ma è andata da tempo. La squadra si comporta in maniera indegna, in campi come questi senza fare un tiro in porta non c'entra niente la tattica, non c'entra niente la programmazione, c'entrano 11 giocatori che entrano in campo e cercano di dare un minimo di spirito a quello che portano addosso per 5.000, non so quanti eravamo oggi qua, quasi 4.000. più di quelli in casa. Quindi i sacrifici li si continua a fare per una passione, ma quello che sta rappresentando questa società, perché il pesce puzza dalla testa e su questo non ci come si suol dire dalle nostre parti. Esattamente, e quello che sta rappresentando questa società, questo comparto tecnico e questa squadra dimostra che quello che è stato l'anno scorso non so se ha lo stesso valore di quello che pensavamo. Forse veramente è stato un fulmine a ciel sereno che ha tanti fattori, non solo meriti. Quindi ce lo prendiamo con grandi ricordi, ma guardare avanti con questi presupposti è un po' complicato. La sensazione è che bisogna ribaltare un po' il tavolo per l'estate, veramente in una maniera abbastanza netta. Beh, deve rifondare, ma deve dimostrare di volerlo fare, non prendendo scarti di altre squadre, di qualsiasi genere si tratti, nomi che si fanno negli ultimi momenti, allenatori che non hanno raggiunto risultati altrove, ma facendo vedere che vuole rilanciare veramente un progetto fondato su dei punti cardine. Le società di calcio oggi non possono più basarsi su una gestione familiare, lo si vede in altre realtà, non solo a Napoli. Se a Napoli sei la quinta tifoseria per numeri in Italia, hai degli incassi dei diritti TV che vengono in automatico, i risultati dovrebbero arrivare in un certo modo. Questo lo devi rilanciare, e devi rilanciare soprattutto dicendo: io faccio un passo indietro, metto a fare il presidente di una grande società e metto una struttura manageriale seria che sa di calcio e che mi programma. Noi non siamo un popolo che è abituato o vuole vincere tutti gli anni, ma che vuole che una squadra lo rappresenti la città veramente, il popolo napoletano veramente, quello sì, e questo non è accettabile. Non è accettabile la vergogna di una squadra con le piede nel sacco che va sotto il settore, neanche tutti, è una cosa che mai ci potevamo immaginare neanche 9 mesi fa. Esatto. È veramente col magone nel cuore proprio, perché è indecente. È surreale. Calcio Napoli 24 YouTube, dopo può rivedere le immagini su YouTube, grazie. Il vostro commento invece per quanto riguarda... È una vergogna, uomini proprio senza cosiddetti palle, senza voglia e senza... Io se sarei il presidente mi andrei tutto a casa, farei giocare le giovanissime. Sì. No, hanno anche detto vogliamo la primavera. No, a un certo punto è meglio la primavera. Guarda, ascolti, noi abbiamo l'abbonamento del calcio a Napoli, veniamo da Milano, facciamo i sacrifici per venire dappertutto, ma vedere le persone che non ci mettono l'orgoglio, la stima, la voglia è meglio che secondo me se ne stanno a casa. Diamo possibilità a chi veramente vuole giocare e vuole conquistare il campo, ma non persone così inutili. Queste sono persone inutili, indegni proprio di portare la maglietta del Napoli. Spazio a chi ha fame, bisognerebbe capire adesso in questa rosa chi è che ne ha davvero di fame. Forse l'unico che ha fame forse è Mazzocchi, forse è l'unico che veramente ci mette il cuore perché forse è napoletano, ma gli altri nessuno più c'ha fame. Tutti spenti. Tranne Mazzocchi. Poi Mazzocchi ha messo l'anima. Si è visto oggi. Mazzocchi ha messo tutto Mazzocchi oggi. Nathan, questo disastro insomma è la dimostrazione un po' di questa campagna acquisti sia estiva che invernale. La campagna acquisti era soltanto per far guadagnare i soldi De Laurentiis e basta. Poi alla fine chi ci ha rimesso? Sempre il popolo napoletano. Ma non va bene. Noi qua a freddo, sole, cioè nel senso non c'è sì, non c'è organizzazione, non c'è uno stimolo di lottare. Uno le partite le può perdere, le può vincere, però è il modo come la si perde. Almeno lottare su ogni palla. Cioè nel senso mettici la grinda, invece questi qua non hanno proprio grinda, niente, cioè vanno a giocare come tanto per giocare. Io li metterei tutti fuori squadra, farei giocare. Pensa che prendono i milioni, cioè fate capire, loro prendono i milioni, noi siamo qua. È vero. Io farei giocare gli esordienti. Io per 7 milioni mi mangio l'erba, per 7 milioni, cioè.
Capisco, grazie mille per quest'altro sfogo. Mostriamo un attimo, Vittorio, tutte le immagini qui alle nostre spalle di quest'ondata di tifosi che insomma va via amareggiata. Adesso ascolteremo altri tifosi qui e dopo ci sposteremo anche lì in questa piazzola proprio per commentare questa sconfitta che virtualmente chiude la stagione del Napoli. Ragazzi, voi cosa ne pensate? Mentre magari mostriamo ancora un po' di immagini, mostriamo questo fiume di tifosi che scorre qui ad Empoli, sembra come se stessimo a Napoli, tuttavia stiamo appunto qui in Toscana e ciò nonostante insomma nemmeno questo basta per stimolare un po' l'orgoglio dei campioni d'Italia in carica o anche degli ex campioni d'Italia in carica, perché matematicamente insomma lo sono ancora, ma moralmente forse non lo sono mai stati questa stagione. Esatto, e come hai detto tu, come possiamo vedere gli stadi pur essendo in questa situazione sono sempre pieni. I tifosi, gli ultras vengono da tutte le parti per vedersi il Napoli e come al solito pagano il biglietto, vengono qua, perdiamo la partita, ma non è tanto quello, è il fatto che guardando la partita, attenzione alle nostre spalle che passano, che guardando la partita ti vorresti mettere a dormire, perché vedi giocatori in campo, giocatori che vengono pagati milioni e milioni di euro, che fanno un passaggio come se dovessero giocare a carte, come se fossero seduti, non ci mettono la voglia, non ci mettono grinta, per me non meritano di giocare, non meritano proprio. Cosa ne pensi? Io penso che il Napoli, secondo me l'anno scorso era campione d'Italia, ora è una grandissima delusione e mi dispiace perché alla fine l'anno scorso abbiamo fatto una bella prestazione in campo e tutto, e quest'anno solo per la maglia, giocatori di solo grinta e no. Grazie mille ragazzi, lascio la parola anche a lei per uno sfogo che sicuramente verrà da dentro e che anche se alle volte non ci sono nemmeno più le parole per... Le parole sono veramente zero, cioè veramente ci mettiamo il cuore, i tifosi ci mettono cuore e anima, ci ritroviamo a vedere le partite, un po' l'arbitraggio, un po' i giocatori. È vero che noi in 6 mesi si è cambiato 3 allenatori, non abbiamo, cioè, penso che anche i giocatori non abbiano più voglia, c'è chi ci mette l'anima e chi in campo proprio non ci sa più stare, si vedono delle formazioni proprio assurde e i giocatori, cioè, perdono proprio la concezione del gioco, per cui continuiamo a guardare partite pensando sperando in un qualcosa di più, ma poi ci troviamo a volte a giocare con le squadre che mettono veramente in campo i pulcini e vinciamo, ma lì non è il Napoli dell'anno scorso, cioè l'anno scorso abbiamo dominato un campionato e quest'anno ci troviamo a metà classifica con un campionato dall'inizio alla fine vergognoso, per cui andremo avanti così sperando che la prossima stagione cambi qualcosa. Speriamo. Mi dici solo il nome di quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli, chi vorresti? Non ti so dire, se proprio te lo devo dire ritornerei indietro per riprendere Spalletti. Si potesse, penso che veramente sarebbe l'unico nome che metterebbe d'accordo l'intera piazza napoletana. Luciano Spalletti, che oggi era anche qui ad Empoli allo stadio Castellani per assistere al match, purtroppo ha visto un altro passo falso degli azzurri dopo Napoli-Frosinone. Grazie mille per questo intervento, arrivederci. E voi non state andando via, allora una parola la potete spendere su questo Napoli. Buonasera, grazie mille. Allora, come si può descrivere questa partita e in generale quest'annata? Questo campionato deve finire e ripartire e c'è poco da fare, l'allenatore deve essere buono, qualche innesto e rivalutare qualche giocatore che forse quest'anno non è andato. Comunque, se posso dire una cosa, tanti non lo condivideranno, ma non mi importa nulla, non mi è piaciuto l'atteggiamento dei tifosi perché non hanno fatto un coro a favore della squadra. È vero, hai subito gol dopo 4 minuti, però la devi incitare, non puoi, io su questo non sono d'accordo. Capisco anche chi ormai è affranto da una stagione così. Questo volevo dire. Io capisco voi e capisco anche chi magari non è proprio. Fa i chilometri, io dico così. Da questo punto di io se vista. Devo contestare, me ne sto a casa. Vado a vedere un'altra partita. Che è condivisibile come ragionamento. È condivisibile come ragionamento, però capisco anche l'amarizza di chi vive già un'annata del genere, fa chilometri per venire qui. Non è possibile una cosa del genere, secondo me, e questo mi delude onestamente. Poi
tutti possono... Bisognerà trovare l'anno prossimo non solo una quadra tecnica con la squadra, ma anche una ricompattezza con l'ambiente. È stato fatto un lavoro enorme per ricompattarlo, è stato vinto uno scudetto e adesso si smonta anche da questo punto di vista. Quello è vero, su questo siamo pienamente d'accordo, perciò bisogna ripartire. Posso dare un saluto alla moglie e all'amico Gigi? Vai, grazie, ti ringrazio, grazie mille, buonasera. Un suo commento su questa ennesima delusione stagionale. Allora, io posso solamente dire che questa squadra è la squadra detentrice del titolo che ha fatto peggio di tutte le squadre, quindi secondo me, come diceva il tifoso di prima, dobbiamo ricominciare. Questo è un anno da dimenticare. Sì, ci speravamo al quinto posto per la Champions, perché poi cominciamo a fare tutti i calcoli, quinto posto, sesto posto, se arrivano le due squadre in finale italiane, e poi vabbè ce la facciamo a recuperare, ma adesso abbiamo tutte partite difficili. No, ma poi noi possiamo fare tutti i calcoli che vogliamo, se non c'è lo spirito loro... Infatti, se non c'è... Io vedo che manca proprio quell'amalgama che l'anno scorso c'era, perché poi alla fine abbiamo cambiato un undicesimo della squadra, cioè è andato via Kim, il restante della squadra è sempre stata la stessa, a parte qualcuno che ci mette sempre il cuore, gli altri a mio parere sembra che restano sempre un attimo fermi e in disparte, cioè non c'è più quel gioco di squadra che c'era prima. Io spero che l'anno prossimo con una nuova motivazione, una nuova cosa, si ricomincia da capo e riavremo un Napoli tra le prime squadre. Speriamo, è quantomeno il minimo. L'anno prossimo rivedremo un bel Napoli? Non lo so. Un po' di fiducia la possiamo avere? Credo di sì. Speriamo. Grazie Napoli mille. sempre, forza Napoli sempre. Forza Napoli, grazie mille Vittorio, magari ci spostiamo un po' dall'altra parte, anche se insomma l'onda è un po' defluita nel frattempo, e vediamo se riusciamo a intercettare altri tifosi che adesso provano a consolarsi con un panino. Aspettiamo anche il pullman del Napoli che uscirà, dovrebbe uscire tra non molto. Vediamo se riusciamo a raccogliere altri commenti. Buonasera, un commento in diretta? Uno sfogo? Vieni. Immagino che non ci siano molte parole per descrivere, mi metto al centro, prego. Non ci meritano. Ah, ok. Sicuramente non ci meritano, perché uno scudetto vinto l'anno scorso, una squadra che quest'anno è irriconoscibile, con i stessi giocatori, cambiando solo allenatore, che per me vuol dire tanto, perché con Spalletti il Napoli era totalmente un'altra squadra. Invece Calzona, con tutto rispetto, buon allenatore, ma non è un allenatore da Napoli. Però la colpa la do ai giocatori, che sì, anche se il presidente ha sbagliato gli stipendi e tutto, comunque per noi tifosi che andiamo tutte le volte a guardare il Napoli, nonostante i risultati, nonostante tutto, alla fine non sono degni di indossarla, perché non danno risultati. La dimostrazione io credo che sia proprio oggi, una gara che, come dire, non è che dia chissà quanti stimoli dal punto di vista del tifoso, deve stimoli a questi giocatori che chiaramente devono uscire da questo stato di indecenza e avevano anzi le ultime 6 partite per farlo, però dal punto di vista dei tifosi vedi un'annata del genere, trasferta a Empoli con il maltempo e quant'altro ancora, magari te la eviti. Invece cosa è successo? Quasi 4.000 tifosi che sono venuti qui, che siete venuti qui. Noi amiamo la maglia, esatto, e ci siamo sempre, e loro questo non lo capiscono. Perché anche un giocatore come Nathan che ha giocato si vedeva, dormiva in campo. Di Lorenzo non è più lui, Osimhen che si fa trovare sempre in fuorigioco, una squadra slegata che poi quando arrivi lì avanti alla porta per tirare non tiri mai, perché poi nel Napoli vedi fa sempre le giocate da dietro, i passaggini, arriva lì con l'occasione per tirare in porta e non ci tira mai. Zelinski una volta, poi ci è arrivato
vabbè, Osimhen, c'è arrivato anche, ora mi ricordo, un altro pallone. Ma in ogni caso erano ce l'abbiamo avuto l'occasione per poter tirare, ma non reali azioni da Napoli, da un Napoli che lo scorso anno ha stracciato il campionato. Non dico dobbiamo ripetere la stessa annata, perché oggettivamente non era semplicissimo, ma almeno, come dire, avere un livello dignitoso, un livello accettabile. Invece non c'è proprio equilibrio, cioè o troppo o poco. Da chi bisognerà ripartire il prossimo anno? Magari un nome in panchina, un allenatore. Allora, io vorrei Conte, però so che per me, io penso è impossibile che venga Conte, perché Conte in primis vuole l'Europa, secondo me, e poi vuole i giocatori. Cioè, onestamente sì, c'è qualche giocatore, però lui chiederà sicuramente di più per poter allenare il Napoli, con De Laurentiis la vedo difficile. Allora punterei su come si chiama? Italiano? No, nemmeno italiano. Mi piace l'allenatore, quello che allenava in Ucraina, lo Shakhtar. De Zerbi. Sì, lui sarebbe De Zerbi, o se no Thiago Motta, sarebbe un sogno pure a Napoli, ce lo vedo bene. Se tra qualche mese ci ritrovassimo con uno dei due, il Napoli cadrebbe non in piedi di più. Sì, quindi, io penso che questi due sarebbero perfetti per il Napoli. Anche se sono entrambi abbastanza piste complicate, sì, per il Napoli. Ma non hanno mai allenato una big, diciamo, in A, diciamo, però visto come stanno facendo con le rispettive squadre, secondo me con il Napoli potrebbero potrebbero far sì che il proprio gioco innesca sui giocatori che poi ha il Napoli. È vero, nel caso sarebbe veramente tanta roba. Grazie mille per la compagnia, speriamo in un'annata migliore l'anno prossimo. Purtroppo abbiamo regalato 6 punti all'Empoli e l'abbiamo fatti salvare. È vero, il Napoli è stato... Che poi, l'ultima cosa. Prego. Cerri, no? Non ha mai segnato, nemmeno mai giocato, arriva con noi e 4 minuti e segna. Tutti i giocatori con noi. Nemmeno. Sì. Nemmeno il tempo. Cerri, io non lo so. Cioè, dopo quello ho detto vabbè. È vero. Facciamo sveglia tutti. Lo sai chi mi ha ricordato? Il giocatore dello Young Boys che ci fece doppietta. Ho capito. Il periodo in cui al Napoli segnava chiunque. Grazie mille. Antonio, io ti tengo come ultimissima carta, perché tu sei, diciamo, di famiglia Calcio Napoli 24. Al massimo mi sposterei in quella zona che vede un po' di azzurro e proviamo a intercettare qualche altro tifoso, qualche altro sfogo, e anche se insomma la voce di Napoli è univoca, la stessa delusione, la stessa amarezza, la stessa voglia di rinnovamento, la stessa voglia di ribaltare tutto. Ai tifosi non resta, dopo questa delusione, che rifocillarsi, buttare giù la delusione con un panino, ma più di questo purtroppo non si può. Purtroppo la situazione resta questa, con il Napoli che praticamente conclude qui la sua stagione. È vero che mancano ancora altre partite, qualcuno diceva sono anche delle partite complicate, quindi bisognerà capire cosa ne sarà del Napoli in questo finale, se si proverà a salvare il salvabile in qualche modo, se ci sarà un minimo segnale di orgoglio, di amor proprio, di dignità, come lo vogliamo definire. Però è chiaro che se non è giunto finora, difficilmente giungerà nelle prossime giornate, salvo sorprese. Io intravedo qualche tifoso ovviamente da questa parte, ma non voglio disturbarli, dal momento che si stanno godendo una cena rapida. Al massimo vedremo appena dove qualcuno dovesse terminare. Nel frattempo
andiamo a vedere se ci sono aggiornamenti dal post partita. Mazzocchi che ammette che non è un buon momento e che il Napoli è in difficoltà, commenta anche la contestazione dei tifosi e insomma non può che prenderne atto e sottolinea che appunto insomma i tifosi fanno tanti chilometri e sacrifici e quindi è giusto che abbiano voce in capitolo e che manifestino tutto il proprio sfogo. Magari un commento in diretta? Vieni. Un commento in diretta, vediamo cosa. Andiamo noi Vittorio, che altrimenti sono timidi. Vengo io. Dai, una chiacchierata ragazzi, una chiacchierata tra amici. Ciao, come ti chiami? Nicola. Allora Nicola, questo Napoli, ti aspettavi un risultato del genere, una sconfitta o immaginavi, non dico la rinascita, ma almeno una piccola ripartenza per provare a salvare lì dove insomma si potesse questo finale di stagione? Immaginavo una vittoria anche dopo il pareggio con il Frosinone in casa, però quest'anno ormai è andata così e non va. Stasera si chiude la stagione del Napoli, mancano ancora altre partite ma ormai nulla più ha senso se non qualche discorso relativo all'Europa, ma lascia il tempo che trova. No, cioè ormai la stagione è andata così, anche perché manca ancora da affrontare Roma, Bologna, ma se giochiamo in questa maniera è meglio non presentarsi proprio. Da questo punto di vista anche è vero. E come bisogna ripartire per la prossima stagione? A quale allenatore affideresti questa squadra per provare a risorgere da queste ceneri? Perché il Napoli è diventato nient'altro che questo purtroppo. L'unico è Antonio Conte, tutti gli altri non c'è nessun nome buono, cioè l'unico è Antonio Conte, però serve un buon mercato perché con la rosa di adesso si fa veramente poco. Anche perché molti giocatori non solo hanno perso valore da un certo punto di vista strettamente economico, ma mentalmente si sono anche indeboliti, non hanno più la fiducia che magari avevano 1 o 2 stagioni fa, quindi bisognerà osservare bene anche lì dove intervenire. Quanti acquisti a occhio e croce secondo te andrebbero fatti? Almeno 6, 5? Non faresti una grossa rivoluzione, ma andresti a cambiare alcuni punti cardine? Come ti muoveresti nei panni del neodirettore sportivo del Napoli? E allora di sicuro almeno un paio di difensori, perché la difesa di oggi è veramente oscena, poi di sicuro un portiere, almeno un centrocampista e poi un attaccante al posto di Osimhen che andrà via. È vero. Grazie mille, non so se qualche amico ci vuole raggiungere, se vuoi chiamare qualcuno, se qualcuno vuole, prego. Allora, ciao, salve, buonasera. Forza Napoli a prescindere. Nonostante tutto, allora oggi i tifosi, noi abbiamo preso acqua, grandine, freddo, vento. Siamo stanchi per il viaggio che abbiamo fatto stamattina. Ci sarà un altro al ritorno. Altra acqua, altre 5 ore di macchina, ma per il Napoli questo è altro. Per il Napoli colori e maglia, certamente non per questa indecenza che purtroppo abbiamo visto anche stasera, perché uno non vuole necessariamente il risultato, ma almeno vedere uno spirito che forse stasera è mancato ancora una volta. Sembra un po' anacronistica la cosa, nel senso che sempre le solite frasi fatte, abbiamo bisogno di gente che è attaccata alla maglia, ma è così, nel senso che se noi dobbiamo perdere perché l'avversario è più forte di noi. Però voglio vedere, anzi pretendo che i calciatori, soprattutto gente come il capitano, che lo vedo completamente spento, senza voglia, diano tutto, cioè devono uscire stremati dal campo. Io sono convinto che questa stagione nell'almanacco esiste, ma per noi napoletani non esiste. Cioè noi ci siamo soffermati quello che è successo il 4 maggio dell'anno scorso. L'orologio si è fermato lì. L'orologio si è fermato lì perché per tante persone, me compreso, è stata la prima volta che sono diventato campione d'Italia, ma questo non giustifica lo scempio, scusate l'espressione, lo schifo che sto vedendo da agosto, perché sì, la partita di Frosinone ha vinto 3-1, ma comunque il Napoli già si vedeva che non giocava e non girava come l'anno scorso. E il discorso è rifondare su 3 punti, 3 cardini che sono di base il capitano, che comunque
nonostante la stagione che sta facendo a bassissimi livelli, comunque penso sia uno dei terzini destri ancora più forti in Italia, se non in Europa. Il centrocampista Lobotka è il numero 77, gli altri per me possono fare tranquillamente la valigia e andarsene, perché loro prendono milioni. Io domani pomeriggio prendo il treno da Napoli, vado a Roma e vado di nuovo una settimana a Roma a lavorare per portare a casa dei soldi che non sono minimamente quello che prendono loro. Sembra un discorso populista, ma è la verità. Cioè voi prendete milioni e non volete lavorare, non volete giocare, perché non si spiega. Cioè i veri giocatori del Napoli sono quelli di quest'anno o dell'anno scorso. In genere si dice che la verità sia nel mezzo, io penso che sia più verso lo scorso anno, probabilmente qualcuno ha overperformato, però dall'altra parte non possiamo nemmeno pensare che la verità sia nel mezzo, che la vera squadra non sia né quella dell'anno scorso né quella di quest'anno, ma una metà, perché poi valori tecnici del genere non puoi non vincere a Empoli, sinceramente. Il problema parte al principio, nel senso che non c'è stata una programmazione, perché nel momento in cui tu compri Kim, gli metti la clausola e lui te lo dice esplicitamente: faccio un anno qui e me ne vado. Non dico tanto, ma a marzo-aprile già dovevi avere il sostituto, lo dovevi avere. Stessa cosa con Spalletti, purtroppo hai preso Garcia, che ad oggi resta il miglior allenatore della stagione, l'hai sostituito con un ex allenatore ormai in pensione, che ha fatto malissimo. Lo ringrazierò per sempre per quello che ha fatto, il ciclo del Napoli parte con lui, però Mazzarri no. Diciamo che ovviamente adesso sarebbe pure un po' ingeneroso dare colpe a Mazzarri per quanto stiamo vedendo, però è come se avesse dato un po' il colpo del KO a metà stagione. In una situazione... Lui ha zero colpe, nel senso che è stato chiamato e chiaramente non puoi rifiutare la squadra. Che lui può fare, perché è un allenatore vecchio, con idee vecchie, con un calcio super passato. Quindi l'anno prossimo, a giugno, rifondazione. Stavi chiedendo? Sì, no, ti stavo chiedendo, hai detto 3 nomi cardine per quanto riguarda il campo, e sì, stavo per chiederti proprio all'allenatore quale profilo vedresti. Allora, è inutile fare nomi, perché si sa, si legge tanto, si leggono tantissimi nomi, un giorno Conte è fatta, l'altro giorno non c'è, sta a Milano, aspetta il Bayern, tante cose. Io da tifoso mi auspico che il Napoli l'anno prossimo abbia un allenatore con idee chiare, che sappia fare soprattutto breccia nei cuori e nella mente dei calciatori, sappia fare una fase difensiva, deve avere ovviamente materiale umano e tattico di un certo livello, non questo scempio che stiamo vedendo, perché se tu vai a prendere la Juve Stabia, i difensori della Juve Stabia sono più forti dei nostri, con tutto il rispetto, è sempre forza Juve Stabia. Rende l'idea. Finalmente sono saliti in Serie B. Io ti dico anche un Pioli che comunque ha fatto 4 anni a Milano con una pressione notevole, perché Milano ti dà tanta pressione, ha riportato il Milan dove dice la sua storia, ha portato uno scudetto al Milan, l'ha fatto fare una semifinale di Champions League. Signori, noi non ci possiamo permettere di dire no, Pioli non va bene, assolutamente. Certo, se dovesse venire Antonio Conte, teoricamente meglio, però tu certo. dici, se non dovesse arrivare un big del genere. Sì, ma la nostra storia parla chiaro, nel senso che abbiamo avuto come big Benitez, Ancelotti. Benitez è un altro livello, nel senso che con lui è iniziata l'europeizzazione del Napoli, ma Ancelotti, se non viene tutelato dalla società e dici io ho scelto, tu presidente dici io ho scelto questo allenatore, il primo che storce il naso si fa la tribuna per 1 o 2 partite, non mi interessa, quella è la mia scelta e lo difenderò sempre, ed è quello che è successo pure quest'anno con Garcia, fondamentalmente. Non ti puoi permettere di da questo screditare. punto di vista, a differenza di Ancelotti, possiamo dire che Antonio Conte
ha un profilo da manager, però è anche un allenatore molto da campo, e quindi potrebbero non crearsi dei presupposti che sono invece venuti fuori con Ancelotti, che è un po' più appunto tra virgolette solo manager. Però è chiaro che è un gestore Ancelotti, non si sa. Tatticamente Ancelotti prenderò tantissimi insulti, ma per me Ancelotti tatticamente è zero, cioè, non è che ti dà un'impronta tattica, è più un gestore. Gestisce grandi spogliatoi, tant'è che è venuto a Napoli, è andato all'Everton e comunque ha fatto male. Però non ci dilunghiamo su queste cose, parliamo del Napoli. Io spero sempre che il futuro del Napoli sia sempre più roseo, e io sono convinto che abbiamo toccato il fondo quest'anno. Il presidente non è stupido, anzi, potrà imparare soltanto dai propri errori. Un'ultimissima domanda rapida e poi ti saluto. Abbiamo toccato il fondo, c'è il rischio, come qualcuno teme, che stia iniziando in generale una discesa per il Napoli, o si tocca il fondo per ridarsi la spinta e riportarsi su? Io ho fatto studi classici, c'è il mito della Fenice, la Fenice rinasce dalle proprie ceneri e comunque spicca il volo. Io mi auguro che il Napoli quest'anno siano le ceneri del Napoli per poi spiccare il volo. Quindi io auspico soltanto, e penso e sono convinto, straconvinto, che l'anno prossimo sarà una stagione completamente diversa, con giocatori vogliosi di vincere e di lottare e di sudare. Si potranno fare tantissime cose, ci toglieremo tante soddisfazioni. Forse, diciamo, si sta delineando la situazione perfetta per Antonio Conte, lontano dalle coppe, settimana tipo, e poi lavorare per bene. Vediamo.